Nella penultima giornata di andata della promozione B, il Baiardo affronta il Canaletto. La squadra di Porgi cercherà di sfruttare il fattore campo per portarsi in vetta. Pronti via, i draghi si portano in vantaggio. Angotti devia di testa su calcio d'angolo e supera il portiere avversario. È l'1-0. Per vedere una reazione degli avversari bisogna aspettare il 29esimo, quando Pasone da fuori tira là. 4 minuti più tardi Poli su punizione gira bene, ma Bellomo para senza particolari problemi. La ripresa inizia con Cucinelli che lascia partire un cross che diventa un tiro e costringe Belloro alla deviazione. Al 18esimo Cutugno spara alto di testa su calcio d'angolo, sprecando così l'occasione per il pareggio. Al 20esimo è di nuovo Angotti che controlla in aria, si gira e supera il portiere avversario, portando i suoi sul 2-0. La partita sembra virtualmente chiusa, ma al 26esimo Richter colpisce il pallone in aria con la mano. Il difensore non protesta neanche e l'arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Maggiore che spiazza il portiere avversario. È il 2-1, la partita è riaperta. Al 37esimo Belfiore va via Baggio che non può che atterrare l'attaccante avversario. Per il difensore è rosso diretto e sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 che tira centrale e riesce a segnare, chiudendo così la partita. Operazione sorpasso completata per il Baiardo che supera 3-1 il Canaletto. Nonostante il risultato, una partita molto equilibrata, decisa per lo più da episodi, come i 2 rigori assegnati uno per parte.